Erroneamente la Sardegna, anche dal punto di vista mediatico nazionale, viene presentata artisticamente come un territorio molto folk. Molti hanno un'idea distorta della Sardegna, ossia di un luogo dove le tradizioni ancestrali resistono e persistono senza contaminazioni, e pensano alla Sardegna come se fosse il luogo dove la musica sia ancora soltanto musica a tenores, dove il ballo sia soltanto il ballo tondu, dove il carnevale siano soltanto rituali popolari fatti di mammutones e sissadores, mentre in realtà la cultura artistica isolana, come in tutti i luoghi e i posti del mondo, è estremamente contaminata, complessa e complicata. Molto florido è il settore e l'ambiente della musica elettronica. Vi faccio qualche nome, oltre quelli che vi ho già fatto, come Ganga Listics o Flub, e vi faccio il nome ad esempio di Mebitech e la sua idea dell'arte non diplomatica. Quindi si tratta di una tipologia di ricerca integralista, estrema per certi versi. Oppure vi potrei fare il nome di Marco Fadda e la sua musica psicoelettronica, che criticamente indaga su se stessa, quasi come se l'elettronica fosse qualcosa con profondi ripercussioni psichiche, psichiatriche e psicologiche. E per ultimo, ma non ultimo, vi cito Nicola Agus. Nicola Agus passa per l'alta formazione musicale e per il Conservatorio di Cagliari, con un taglio molto poetico, molto lirico, molto ambientale, e la sua musica è indiscutibilmente sarda ed isolana, come quella di Mebitech e come quella di Marco Fadda. Mi fermo qua soltanto per motivi di tempo e di attenzione web, ma l'elenco degli artisti che fanno musica elettronica a livelli molto alti e molto di ricerca nell'isola tutta è ovviamente molto più lungo.